Il Sindaco, sentita la Commissione consultiva per l'assegnazione del premio Bontà Costantino Cannetti 2017, vagliate le segnalazioni pervenute presso questo Comune, dopo attenta valutazione ha ritenuto di conferire il premio a 3 persone segnalate per la loro disponibilità a sostenere le necessità e le iniziative delle rispettive comunità nelle quali sono inserite. Il premio viene così ripartito: Maestro Daniele Anselmi, direttore artistico del Teatro Comunale Giuseppe Verdi, da sempre attento a diffondere la cultura della musica anche tra i giovani. Susi Ceresa, la potremmo definire in tantissimi modi, io mi limito a dire che è un angelo del nostro ambulatorio medico infermieristico gratuito, collaboratrice della Casa del Sole. E infine una colonna rilevata, Danilo Provetti, da sempre attivo nel volontariato della comunità di Montatoni, rilevato in modo particolare quando c'è qualcuno che ha bisogno. Danilo è sempre presente. Grazie al dottor e presidente Sergio Mantovani, al vescovo Marco e alla Fondazione Cannetti siamo riusciti a premiare 3 esempi della comunità curicurtatone e mantovana. È un grande onore. Per la sua disponibilità qualificata come generosa e commovente, rivolta a chiunque riconosca ne abbia bisogno, ma anche esplicitata col mettere la propria esperienza di vita al servizio di chi chiede consigli. Bravo Danilo! Dalla parrocchia di Levata al comitato di quartiere, in ogni vigili, alla polisportiva, qualcosa di incredibile. Vorrei soltanto così sottolineare l'aspetto, viene a preparare tutte le aree dei parcheggi, finito i parcheggi poi va a fare il nonno vigile e finito il nonno vigile va con la compagnia di Levata per dire che è veramente instancabile e noi abbiamo definito che è una macchina da guerra a favore di tutti. Grazie per voi. Susi Ceresa. La conosco da una vita, abbiamo lavorato, se non nello stesso reparto, comunque in ospedale. Io ho sempre amato il volontariato, avrei voluto creare questo ambulatorio già nel lontano 2000, ma il lavoro in ospedale non mi permetteva. La Susi alla mia richiesta dice presente e da allora lavoriamo veramente gomito a gomito, è una grande donna. Grazie. Dopo attenta valutazione ha ritenuto di conferire il premio alla signora Susi Ceresa, che idealmente continua il suo lavoro nel reparto di neonatologia dell'ospedale di Mantova, inteso come una missione che si spinge anche fino al sostegno di progetti internazionali, in particolare in Africa. Grazie Susi. La commissione è costituita da persone di estrema sensibilità sociale. Alla commissione partecipa anche Monsignor Brunelli in rappresentanza della Curia e della Fondazione Cannetti, la quale esprime sempre un premio tutti gli anni a favore di persone che si sono distinte nel sociale, per cui anche quest'anno il sindaco ha organizzato come sempre una meravigliosa manifestazione per esprimere poi quelle che sono la premiazione agli interessati. Vi posso assicurare che mentre parla viene trasportato da questa arte che lei definisce la musica ed è un piacere ascoltarlo, è veramente, come prendo la parola del dottor Mavesoli, uno scienziato. Ci rammaricavamo che purtroppo i giovani di adesso si stanno un po' defilando, però io spero che continui questa sua battaglia, che i risultati si vedano perché lo merita, soprattutto per la dedizione che dà tutto se stesso in questa che definisce un'arte e una missione. Grazie maestro. Quando c'erano 2 messe veniva tutte e 2 le messe. Dunque io penso che un grazie anche da parte della comunità parrocchiale ci debba essere
al nostro maestro Daniele, perché fa un servizio liturgico eccezionale, e questo mi sono molto grato. La valutazione ha ritenuto di conferire il premio al maestro professor Daniele Arselli, la cui professionalità, riconosciuta non solo sul territorio della provincia di Mantova, ma anche a livello regionale e nazionale, è stata dedicata senza riserve per promuovere la cultura, in particolare tra i giovani, entro i confini del comune di Contatore, ma anche oltre, dirigendo l'Istituto Diocesano di Musica Sacra e l'Accademia Internazionale del Canto Lirico di Contatore. Grazie maestro. Sì, questo è premio alla bontà, ma io voglio interpretarlo premio alla dedizione, premio alla gioia di donare, premio perché ci si sente utili per la gente, per la comunità, per tutti quanti io incontro ogni giorno, dai più piccoli ai più anziani, agli adulti, a tutti quanti ho la possibilità di donare un sorriso, una gioia attraverso la musica. Davvero grazie a tutti.